Gloria! Ai, che susto! Le 2:30? Hai fatto tardi oggi, eh? Sì. Senti, hai già mangiato? Perché se non hai mangiato c'è un avanzo di pasta col pesto che mi hanno mandato i miei quando sono stati a Genova, che si sono divertiti anche tantissimo, è buonissima, ne vuoi un po'? No, grazie, ho già mangiato al lavoro, sono a posto. Vabbè, metto su un tè allora, faccio un caffè, cosa ti va? Così facciamo 2 chiacchiere. In realtà pensavo di farmi una doccia e di mettermi a letto perché tra 3 ore ricomincio, sono molto stanca. Come ricominci, scusa? Cioè, un'altra volta ricominci? Fai il doppio turno? Ma non mi hai detto che non li facevi più i doppi turni? Non ho capito. Cioè, non so, non ti vedo mai. Una volta, cioè, uscivamo insieme, parlavamo, giocavamo. Adesso non ti vedo neanche più, mi sento sola. Oh, a me piace un sacco sta canzone, veramente. Cioè, mi mette un sacco allegria. Lo so, l'ascolti tutti i giorni. E sai una cosa? Ho scoperto che è una cover. Cioè, l'hanno rifatta. Il gruppo originale praticamente è un gruppo inglese degli anni 60. Ho sentito la versione originale, c'è una nenia incredibile, veramente. Ma che sono stati bravi loro, Cioè, a portare al successo una cosa come una nenia del genere, cioè bisogna essere veramente in gamba, no? Sì. Comunque, riguardo a quello che dicevamo prima, non è che ce l'ho con te, è che in questo periodo lavoro, dormo, mangio, non ho vita sociale, non vedo nessuno dei miei amici, quindi non vedo neanche te. Sì, ok. Cioè, ho capito, tu non hai tempo, quindi inviti gli amici a casa, ecco. Che? Sì, nel senso, tu non hai tempo, quindi chiami le persone a casa, la casa è grande, insomma una cosa tira l'altra e si fermano qua. Non sto capendo quello che dici. Intendo dire che nel mio materasso gonfiabile non è che si dorma poi così tanto male. Ma guarda che qua non ha dormito nessuno, Ho dormito solo io. So benissimo come stanno le regole. E questa cos'è? Vuoi dirmi che è uno di quei censi pieni di pulci che ti vai a comprare al mercatino dell'usato? Ok ragazzi, è palese che ci sia un problema. Ma va? Ma e quindi come pensate di risolverlo? Ah, non so, però di sicuro le ripetizioni non mi basteranno per pagare l'affitto, dovrò trovare anche qualcos'altro. E mi lavoro una volta questa sera, quindi sto a posto. Ma vedete che è il metodo che è sbagliato. E che metodo ti ha? Ti ha disoccupazione? Sì, è vero, io un lavoro non ce l'ho. Ma sai cosa c'è? Io non voglio nemmeno trovare un lavoro. E chi sei morto, un tosio ricco? No, semplicemente non voglio più lavorare per gli altri. Voglio creare un mio lavoro, voglio portare avanti un mio progetto, una mia idea. Magari semplificando la vita agli altri. E poi al tempo stesso anche pagandomi l'affitto. E chi sei, Carlo Conti? No, semplicemente voglio creare una startup. Un panico cosa? Una startup, ragazzi, è il futuro. Ho già in mente 3-4 progetti. Solo che ho bisogno di gente come voi. Siamo giovani, ragazzi, se non lo facciamo adesso, quando caspita lo facciamo? Che ne dite? Ma la pala, mi sono già in ritardo, vado a lavoro. E te, Fra? Guarda, mi piacerebbe tanto, ma Andrea tra 5 minuti arriva per le ripetizioni di chimica, magari domani. Silvio! Ci sei anche tu! Posso contare su di te! Yeah! Grande! Cioè significa che i 2 gruppi funzionali sono legati allo stesso atomo di carbonio. Andrea, sveglia. Hai capito? Sì. Boh, perfetto. Allora per oggi abbiamo finito e ci vediamo venerdì. Ah! A proposito, hai chiesto ai tuoi amici se hanno bisogno di ripetizioni? No, nessuno in chimica. Ma non solo in chimica, magari anche matematica, fisica, latino, italiano. Sì, in latino ci sarebbe una mia amica, Susanna si chiama. Ah, portala la prossima volta allora. Va bene? Ciao. Ciao. Ma no, ti ho già detto che non si fa così. L'avevamo guardato l'altra volta, ti ricordi? Ah sì, giusto. Dai, concentrati. Te, Susanna? Greci per Venerunt ab oris, sta alla spiaggia, non alla spiaggia, moto da luogo. Però c'ero quasi. Quasi. Sì, pronto? Ah, ripetizione di francese, ça va sans dire. Ehi là, come va il lavoro? Dipendente. Mi scusi? Pianello, sveglia. Ah, lei, scusi, non l'avevo riconosciuta.
barba, dai, su, Vianello. Trasformazione, iniziativa, cambiamento. Questi sono i segreti del successo, chiaro? Sì. E come va il lavoro? Che fa il mio pupillo? Ho appena cambiato le etichette. Fammi vedere. Bene, così, bravo, delicato, che non mi fido di quella cazzo di colla, che poi si staccano ed è un casino. Ma che musica hai su? Non sento niente. Ma in questo momento niente. Errore, musica sempre, 2 generi, latinoamericano o tormentone. Ya sabes quiénes volvieron a juntarse. Los veteranos, los que de verdad sí saben de ellos. Apártense niños, Isaac León, Juan Martínez, Maxi Music, dale mambo, bailando ya sea. Ya no quiere vivir, por eso yo sé que la quiero poner. Niñita de mamá, que te pide fiero, tus travesuras ya me dan igual. Bailando ya sea. Se vuoi tutto questo, devi lavorare sodo. Ciao, Vianello. Baila, guapo, baila. Eccoci amici, noi, l'energia di questo prato verde, la forza del sole e la forza della gioventù. Silvio ha il tappo sulla camera. Ah, cazzo. Era buona anche. Va bene, ce l'ho. Eccoci amici, noi, l'energia di questo prato verde, la forza del sole e la forza della gioventù. Lo so, sicuramente qualcuno di voi starà pensando che siamo folli, che cose così non possono essere fatte e che i giovani d'oggi devono avere la testa sulle spalle. Però noi siamo qui oggi per presentare un progetto, Eucalipto, una cosa che rivoluzionerà la vita vostra e la vita nostra. Build your future, costruisci il tuo futuro. Ma passiamo ora alla parte della comunicazione. Ciao, Ciao, tu chi sei? sono Silvio. Di cosa ti occupi? Io mi occupo della comunicazione di Eucalipto, che riprenderà il motto del progetto. Il motto del progetto che è Build Your Future. Ok. E faremo una grossa campagna offline, No. online. Ok, stop. Allora Silvio, buona, magari ci metterei un po' più di entusiasmo. Cioè, alla fine stai vendendo un'idea, no? Secondo te se Steve Jobs avesse fatto una presentazione così, tutti quanti avremmo un iPhone? Questo è un iPhone, che sarebbe tipo un cellulare, e quindi si può chiamare e fare le foto. Potete ascoltare la musica e niente, insomma. Ah sì, si può andare in internet e potete averlo in 2 colori, nero o bianco. Beh, sì. Bonjour, je m'appelle Francesca. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Giovanni. Bien. Ragazzi, voi due la volete smettere di giocare? Dovete studiare. Dimmi Gigi, Come ti sembra Rambraram? questo palazzo sembra storto. Bambini, ve l'ho detto 1 milione di volte, non si gioca col pallone in casa. Adesso porto fuori anche voi, Fanny e Lasca, eh? Sì, sì. Mala? Ciao. Ciao. Est-ce que lavori qui? Sì. Ma non è buono, non sto Marco? Idea. Merci.
Come mai da ste bande? Non volevo stare in casa, ho fatto una passeggiata, che ho appena litigato con la cavrona della Costanza. Che affanno. Sì, ha anche scoperto che vi ho ospitato per qualche giorno e non hai idea della scenata che mi ha fatto. Il cazzo. Sì, ma non è mica colpa vostra, Lo sai che è pazza. Sì, ma mangia a cagare, ma sei una goldona qui. Per favore, quanto costa este? 2 euros. Ah, esse aqui custa menos. Va bene, vedo che sei molto impegnato, quindi vado e ci sentiamo. Ciao Mala. Ciao. Gloria, fammi un piacere, non sta di a sta altri cavolo qua. Claro. E con Eucalipto vogliamo dimostrare che anche noi italiani, noi giovani italiani, possiamo essere competitivi. Vogliamo urlare a tutto il mondo che noi possiamo farcela. E sapete chi è che ci farà la più grande pubblicità? Sarete proprio voi. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Posso dire, Silvia? Cioè, ogni volta che lo riguardo mi sembra sempre più bello. Ma poi ti prende, ti gratifica, ti incuriosisce, ti intriga. Ti viene voglia di vedere il prossimo. C'è poco da fare. È vero. Poi abbiamo 24 visualizzazioni. 24 in 6 giorni. È tanto. Madonna! Ma scusa, tu quanti amici hai? Vabbè, io ne ho 10. Vuol dire che 14 persone che non ci conoscono hanno visto il video. Wow. E poi pensa quando faremo il secondo video. Cioè, l'emotional in cui parleremo del prodotto, della fascia di prezzo, del design. No, verrà fuori una figata. Che bomba. Madonna. Che poi Eucalipto, no? Cos'è che vendiamo? To make it better, è giù. To make it better, the minute you let her under your skin, and you begin to make it better. You feel the pain and you be friends all night. Costanza! Costanza! Ciao Gloria! Ciao, ascoltami, ho finalmente 2 ore libere, devo darci dentro con lo studio perché voglio fare l'esame a fine mese. Io sono sicura che tu ce la fai! Sì, grazie, però mi servirebbe un pochino di silenzio, non è che per caso si può abbassare quella cosa? Ma come, Gloria, ma ci sei? Guarda che sono ancora le 17:37 e oggi è giovedì, quindi dalle 17 alle 18 è il mio turno musica! Sì, Costanza, te lo sto chiedendo, per favore, almeno per questa settimana possiamo non fare questa storia dei turni? Ma Gloria, dai che mi scombini tutti i piani! Va bene, ho capito. Qué lástima de tía que me ha tocado como compañera de piso. Una loca. Que la tengo hasta los cojones. Ya está con los turnos, che se joda ella, los turnos y la madre che... Allora Gloria, facciamo così, se tu hai bisogno posso fare un cambio turno, cioè il mio turno di musica di giovedì dalle 17 alle 18 è cambiato con il tuo turno di lettura del martedì dalle 15 alle 16. Questo è un cambio perfetto, secondo me Ya está, ya no aguanto más. Basta così, non posso più con le regole, con i turni e con l'agenda della merda. Basta, io me ne vado, grazie. Comunque Gloria, io non capisco questo tuo atteggiamento. Costanza, c'è solo una cosa che io odio di più delle cover delle canzoni famose. Questa cosa sono le cover reggae delle canzoni famose. Ma cosa c'entra Gloria? Ce ne avevamo delle regole, ok? E tu le hai accettate tutte. Infatti me ne sto andando io, non è che sto mandando via te. Sì, ho capito, allora posso dirti una cosa? Cioè che la bolletta dell'Enel è bimestrale, quindi se puoi pagarmi il primo mese per piacere. Ala, grazie. Hincha huevos. Here's my hand, don't miss it again. Take this chance for going back to those rocks where everything stops. We made up our brand new home. We're protected more than we ever thought.
and we